Buonasera a tutti ragazzi, quindi stasera fa un po' fresco, quindi c'è un po' di vento, si sta bene, quindi stasera dopo tanto tempo l'aria diciamo si è un po' rinfrescata, ma forse grazie a questo vento che soffia, quindi è uscito questo bel vento, quindi dopo un po' di pioggia poi finalmente è arrivato anche un pessimo proprio. In casa vabbè, bisogna avere le finestre aperte giustamente, se no pure si schiatta, quindi al finale si sta bene. Giù si stava bene, sono andato da mamma prima e davvero si stava bello freschi freschi, quindi avete visto Papino cosa stava mangiando? Proprio un esercito ragazzi, ma mi fa paura proprio. Papà si mangia quasi di tutto. Oramai è diventato un rito andare la sera a vedere che si mangia. Quindi ogni tanto una registrazione, ogni volta fa paura. Stasera speriamo che Alfonso si collega perché dobbiamo sapere l'esito della situazione di ieri sera. Quindi Alfonso esci fuori. Quindi stiamo aspettando Don Alfonso che arrivi. Quindi Alfonso esci che dobbiamo sapere. Quindi il combattimento come è andato a finire. Quindi io da qua non mi muovo, quindi o esci, quindi ti aspetto fino a quando vuoi tu, perché dobbiamo sapere che è successo ieri. Oramai è un fatto di curiosità, quindi siamo un vaccis, come diciamo qui al sud, quindi ci dobbiamo impicciare, quindi dobbiamo sapere, quindi da qua non mi muovo, faccio la diretta fino a domani mattina. Tanto il cellulare lo attacco vicino alla presa. Ciao, grazie, buonasera. Stiamo aspettando Alfonso che arrivi perché ci dobbiamo sapere che è successo ieri sera. Quindi, no, è obbligato a raccontarci. Non dico nei minimi, però basta che lui mi dice due parole, che ne so, non voglio essere due paroline. Quindi, non è che vogliamo scendere nei particolari, se no. Vabbè, la cenetta romantica può dire che cosa ha mangiato, che cosa non ha mangiato, questo, e poi deve dire, voglio un po' ho scassato, come dico sempre io. Quindi questa è la parola che mi aspetto da Alfonso. Quindi esci fuori perché non mi muovo da qui. Quindi il cellulare è carico, quindi posso aspettare. Quindi esci fuori, anzi da Val di Susa dove stai nascosto, anzi no, ancora a Torino, quindi da qua non ci muoviamo, dobbiamo sapere. Quindi aspettiamo che cosa fa Alfonso. Dai Alfonso, vieni. Grazie, da te che tempo fa? C'è un po' di vento oppure fa ancora caldo? In Sicilia io ho fatto il video, dice che in Calabria ha fatto un macello, quindi ho fatto un video prima. Porto, barche, strade rotte. In Sicilia non diceva nulla in effetti, quindi parlava della Calabria. Capo Rizzuto diceva, quindi ha fatto proprio un macello questo ciclone mediterraneo, quindi però già penso che ora non ci sta più. Quindi si sta dirigendo verso la Grecia, quindi mo farà un macello lì. Lì addirittura dice che arriverà a 160 km orari, quindi domani in Grecia è festa. Forse Don Alfonso esci fuori. Alfonso non ci deludere, dobbiamo sapere, ci dobbiamo impacciare, Don Alfonso è più forte di noi. Ci fai stare così, senza dire nulla, dai Alfonso. Stasera tutti quanti di festa. Vediamo se becchiamo qualche cosa di strano, ma il cielo lo vedo. No, oggi qua, grazie, vi dico la verità, si sta bene, cioè voglio sapere tutte cose. E se esce Alfonso lo sappiamo, avvocate? No, non si vede nulla, no. Stiamo aspettando Alfonso con ansia, avvocate, quindi da qua non mi muovo, gliel'ho detto già, quindi
quindi diciamo che giù si sta benissimo, in casa devi avere un po' le finestre aperte, questo è. Però diciamo che c'è questo vento fresco che si sta bene, quindi oggi la giornata pioveva, era cupa, proprio quelle giornate tipo che ti devi mettere a letto e buonanotte. Quelle giornate proprio che devi stare sul letto, bello. Lo scaldasogno no, perché è troppo presto, quindi no. Però oggi era proprio giornata tipicamente strana, sai, quando sono stata a Glasgow era così. Tempo cupo, quella pioggia fina fina, da tagliarsi tipo le vene, quelle cose tenebrose, mistiche, come dice Avvocatella. Quindi era così oggi qua, quella cosa proprio mistica. Cielo grigio scuro, pioggia fina fina. Pareva che stiamo nel cimitero. Sì, grazie, io non la vedo, ma si può pure dall'altro lato. Secondo me, la NASA si è pigliata la Luna, secondo me. Perciò hanno detto che a Polo Sud non possono andare. Forse gli alieni hanno rapito la Luna, forse. Boh. È parecchio tempo che sto facendo tutte le sere la live, ma non si becca proprio, ragazzi. E neanche dall'altro lato. Ecco qua, avvocato, sempre vedi quanto è bello, guarda, tutto illuminato, tutte cappelle, tutte belle una vicino all'altra, quindi quanta vita, vedi là, vedi? Quanta vita, mamma mia, guarda quanto è grosso, da qui sembra piccolo ma è grosso. Ma tu la vedi grazie alla luna per curiosità, forse in Campania non si vede. Vedi, sempre romantico tu, mamma mia, ma è una gioia, è bello. Sul cimitero è bello. Vabbè, io e Eva dobbiamo andare al cimitero di notte, quindi di notte dobbiamo andare a Avvocateo, quindi scendi e andiamo al cimitero. Quindi entriamo al primo cancello e usciamo all'ultimo, quindi poi camminiamo tra le tombe, incominciamo a leggere questo è nato nel 1890, è morto nel 1000. Io ogni volta che vado mi metto a fissare le date, questo è nato 1890, addirittura stanno certe tombe sono vecchissime proprio. Fotografie ancora, sai, quella gente antica, quei baffoni, proprio, ma gente antica antica. Quindi mi faccio le tombe, cammino e guardo, cammino e guardo. Qui stanno certe tombe addirittura 1800, ho visto. Fotografie proprio bianche e nere poi. Però giustamente sono abbandonate perché giustamente saranno morti parenti, parenti, dei parenti, dei parenti. Quindi al finale non ci sta più nulla. Però ci sono. Alfonso, esci fuori perché qua dobbiamo sapere urgentemente che è successo ieri. Quindi da qua non ci muoviamo. Dai, Alfonso. Grazie, chi hai cucinato di buono? Ah, sono macabre, Simo. No, mi piace guardare quando vado nel cimitero e mi soffermo a guardare la data e dico questo, mamma mia, stava 200 anni fa qua, possibile? Questo 150 anni fa, allora sai, uno dice mamma mia. Quindi questa è la cosa strana, pensare che quello ha 200 anni, dico mamma quando questo nel 1800 stava qua. Quindi diciamo è questo il flash che ti fa in testa, ma non sono macabre. Io po'. Tu dici bello il cimitero, tu sei normale po'. Alfonso ragazzi non vuole uscire, stasera non vogliono entrare, dai, Alfonso, se ci sei batti un colpo. Non credo che stia ancora continuando ad amoreggiare, quindi me lo auguro, guarda. Però rispondi un attimo e poi continui, quindi ti diamo il tempo, non ti preoccupare. Rispondi ragazzi, stai impegnati, perlomeno capiamo e ti lasciamo stare. Vai Afonso. Cosa avete mangiato? Grazie. Sì, sì, sono senza fiori, sono tombe antichissime proprio.
Avvocate, tu cosa hai mangiato di leggero, tanto per dire, leggero? Perché già lo so che leggero non vuoi che vada più su queste tombe vecchie. Quindi saranno morti tutti. Focaccia imbottita, sì, imbottita di che? Dentro, cosa, il contenuto? Cioè, imbottita di cosa? Salsicce friarielle, broccoli, pancetta, salame. Io stasera tanto per cambiare ragazzi patate, quindi sto facendo ancora la cura delle patate qua. Olive, salame, provola e luce. E pomodorini, no? Una cosa leggera sempre tu, eh? Io invece patate bollite ragazzi, tanto per cambiare un pochino, eh? Quindi patate per primo, patate per secondo, ma sto facendo la sagra della patata qua. Domani non ce la faccio più. È pazzesco. Però sto aspettando con pazienza domenica, quindi sto facendo sto sacrificio, però domenica devo mangiare qualcosa di buono, quindi ho promesso che voglio fare la costatella di friariel. Ieri sera si è stancato così tanto che oggi si prende un meritato riposo e vabbè, ma un attimo entra, dice ragazzi, ieri è andato benissimo e se ne va. E non è che deve stare una serata intera con noi, però giusto che ci dà un indizio, va. Ah, questo pure è vero, anche le tombe nuove, al finale nessuno ci va, non è che tutti quanti poi vanno al cimitero. Guarda, io ti dico una cosa, avvocate, io sono contrario ad andare al cimitero, sai perché? Io l'ho pensato sempre sta cosa, no? Io mo sono cresciuto con mia nonna, no? È tantissimo tempo che non vado al cimitero, quindi ci devo andare con questi giorni. Devo andarci, è molto molto tempo che non vado. Però sai che penso, no? Che mia nonna non sta più lì, quindi in effetti lì non ci sta nulla, quindi è questo il mio concetto di pensiero, quindi un pensiero strano, dico sì, vabbè, porto i fiori a nonna, però la nonna non sta lì. Quindi questo è il mio concetto, cioè anche portare i fiori, puoi metterci pure l'oro lì tanto per dire, ma la nonna non ci sta più lì. La cremazione secondo me è la miglior cosa. Fagiolini e la spatola invece di farla a cotella l'ho fatta a forno, quindi leggera, senza friggerla. Stiamo tutti inguaiati qua. Quindi questo penso io, cioè posso pure andare al cimitero, però poi penso, ma qua non ci sta più. Diciamo che credendo nel paradiso, credendo nell'inverno e tutto il resto, penso che mia nonna sta in paradiso. È una fettina di carne, avvocatella, una fettina. Si usa per fare tipo la cotoletta. Una fettina di carne che si usa a fare la cotoletta, quindi la impani. Solo che lei, siccome non può mangiare pure la signora grazia fritto, quindi l'ha fatta a forno. Ah, la spatola, un pesce. Sì, sì, hai ragione, hai fatto il pesce spatola, sì. Spatola qui significa anche la carne, in effetti, una specie di cotoletta. Noi qua la chiamiamo a spatola. Ma la spatola è pure un pesce, sì, sì. Quindi grazie, stai facendo proprio un'indigestione di pesce tu proprio. Vabbè, tu sei siciliana, quindi mangi ogni volta pesce, come Affonso. Affonso mangia trota tutti i giorni. Affonso c'ha la fissazione delle trote. Sì, sì, no, no, qua ad esempio nemmeno qua si trova avvocato e la spatola, qualche volta la trovo, ma è difficile, non lo trovi tanto facile. Però io pensavo la spatola qui usiamo dire tipo un tipo di carne a cotolette, quindi diciamo così diciamo la spatola, diciamo noi in napoletano, è una cotoletta alla fine. Perché ci sta la carne per fare la, che ne so, col pomodoro che viene più tenera, la carne per fare la cotoletta, il muscolo. Però in napoletano la spatola per noi è la cotoletta, quindi un tipo di carne adatta per fare la cotoletta. Però la spatola è anche un pesce, questo sì, è vero. Solo che qua la spatola non è che si trova tanto, quindi perciò ho pensato alla carne io.
La spatola sotto Natale un po' più si trova, sì, ma adesso no. Adesso assai merluzzi, alici. Non vuole uscire. Grazie. Affo, esci fuori. Un, due, tre stella, come il cane di Alfonso. Stella. I ragazzi fanno sempre casino, giù. Poi ci stanno due o tre anonimi che non sappiamo chi siano. Affo, esci fuori. Adesso siamo tre anonimi. Non è incominciata, quindi ancora che stanno giù. No, la luna secondo me. Sì, sì, grazie, ma io così penso, guarda. Andare al cimitero, che ci sta? Niente più al finale. Ci stanno le ossa, diciamo così, che ci sta più al finale? Sì, sì, grazie, sì, sì. Io avevo capito la carne. Io preferisco essere cremato, ragazzi. Buttate le ceneri in mare. Così sto sempre nel mare. Ma credo che si chiama uguale, eh. Spatola. Mo vediamo. Allora, pesce spatola. Vediamo se esce in italiano. Allora, pesce. Sì, sì. Sì, sì, era quello che dicevo io al finale, sì, è argentato, è piatto, largo e argentato, sì, pesce spatola, sì. Non, non porta un altro nome, l'ho trovato adesso su Google sul cellulare, quindi porta spatola. Spatole, sì, sì, il nome esatto in effetti. Allora, pesce, sciabola o bandiera, no, è diverso, fa vedere. Allora, pesce. Allora, qua sta scritto pesce spatola in guazzetto col pomodorino, quindi no, il nome esatto è spatola proprio, quindi perlomeno su Google dice così, eh. Pesce spatola in guazzetto, dice pure. Sì, sì, hai ragione, avvocatella, lo chiamano anche pesce bandiera, sì. Adesso l'ho scritto pesce spatola in italiano, quindi o spatola o pesce bandiera è lo stesso. Sì, sì, è un pesce lungo, lungo, sì, sì, lungo e piatto, argentato. Adesso l'ho visto su Google, quindi in italiano si chiama pure pesce bandiera. Sì, sì, in effetti anche qua noi chiamiamo spatola, quindi non lo sapevo che si chiamava bandiera. Grazie, grazie. Grazie, grazie.
E come l'hai fatto alla fine? L'hai fatto, vabbè, l'hai fatto a forno tu, no? Secondo me pure con i pomodorini in umido deve essere buono. Non è un pesce, diciamo, molto ricercato. Però qualche volta lo si trova, non è che, diciamo, non si vede mai, no? Qualche volta sotto i periodi festivi poi lo troviamo sempre, diciamo, sotto le festività di Natale, Capodanno, si trova, lo vedo sempre. Alfonso ragazzi o sta facendo il secondo round, quindi la seconda cenetta romantica, o sta stanco giustamente e ha fatto festa, non lo so. Siamo preoccupati per Alfonso, dai Alfonso esci fuori. La cremazione io qui so che costa 1500 euro. Poi per il fatto del mare so che è vietato, quindi non si può fare, quindi questo no. Quindi diciamo che dovresti farlo illegalmente, quindi non lo puoi fare. Quindi la cremazione sì, la puoi fare, 1500 euro e ti appicciano. Poi per quanto riguarda spargere le ceneri è un po' difficile, quindi dovresti fare una richiesta appositamente, ma dicono che non accettano, quindi il mare no. Sulla pasta, nella focaccia, facciamo come il film di Totò, sulla pasta lo misero. Il film di Totò misero le ceneri come parmigiano, quindi se ne ha mangiato un nonno. Adesso pure facciamo. Poi ho visto un'altra cosa, che cosa? Biagio Izzo, che hanno fatto il cemento con le ceneri del nonno. Quindi avevano fatto una riparazione con le ceneri. Ha detto un ottimo cemento, abbiamo cementato il nonno. Quindi la cremazione 1500 euro, vabbè. Poi ti devono tenere a casa. Dice dove sta papà? Sta lì. Dove sta il nonno? Sta là. Ti immagini in questo vasetto, in questo contenitore, qualcuno dice ma dove sta un nonno? Quella sta là. E ti fa vedere il vasetto. Dice la nonna, eccola lì, sta dall'altra parte. No, secondo me... No, che so pazzo. No, qua l'etrode è pieno, ti giuro. Il Conad 5,90 al chilo te le butta quando ne vuoi appresso. L'etrode è pieno a Conad. Adesso stavano in offerta 5,90. Solo che non mi piacciono tanto, la verità. Grazie. E tu sei avvocato che, che le ceneri ce le hai in casa tua, quindi in questo contenitore, tu lo devi dichiarare. Però il problema non è la dichiarazione, a me il problema è avere questo barattolo in casa e pensare che esce il fantasma, quindi questa è la paura a me. A me non è il problema della cenere. Buonasera Marina, buonasera. Ma non lo so se si può fare, so che molti dicono che è vietato, non lo so. Qua comunque si sta fresco a Salerno, quindi rispetto a Roma stiamo bene noi. Almeno stasera, eh. No, io avrei paura del fantasma più della cenere, eh. Cioè camminare a mezzanotte, siccome sono sempre notturno, io all'una, alle due, io molto spesso vado alle 3, 3 e un quarto che sappiamo tutti che è la controora, la famosa ora del diavolo. Io ogni volta alle 3 e un quarto, alle 3:20 mi guardo intorno per i fantasmi. Quindi immaginare avere una cosa così in casa, vedi la nonna, vedi il nonno, no, non è cosa. Fatemi affrontare 100 persone, ma i fantasmi no. E così già fosse più buono.
Marina, sì, io di solito vado a dormire 3 e un quarto, 3 e mezza, questo è l'orario più o meno che vado a letto. Allora pensare che avere la, diciamo, il contenitore con le ceneri di un parente fa ancora più paura. Già così, quando vado, vedo che sul cellulare 3 e un quarto, 3 e 20, incomincio a fare, diciamo che mi è capitata. Ma hai ragione Marina, ma io preferisco affrontare più 10 persone e no un morto, quindi un fantasma. Dici che vuoi tu? Preferisco 10 persone. Preferisco più 10 uomini contro me solo, ma non un fantasma. Avvocatello subito. Lo so, pure mia mamma dice di mettere a paura vivi, non rimorti, però è più forte di me. Mi è capitato già molte volte, quindi so che in realtà esistono. Quindi non è che a volte l'ho visto fantasma, diciamo ombre nei muri che camminano anche se qualcuno non sta in piedi. Quindi alla fine diciamo che qualcosa ho visto e quindi ho paura di ste cose. Una volta stavamo al santuario dell'avvocatella, appunto come avvocatella. Anzi, ho visto con mia mamma e mio fratello una scena raccapricciante, tipo esorcista, quindi non è che volava, ma stemmero quasi là. No, io sono andato al santuario dell'avvocatella qui a Salerno. Prima dovevamo parlare col parroco, che è un esorcista, però prima di parlare col parroco dovevamo ascoltare la messa. Durante la messa una signora si è sentita male, ha incominciato a parlare un po' strano, ci hanno cacciato tutti fuori, gli mezzi pigliati una paura e quindi certe volte qualcuno mi scrive nei commenti: Giuseppe non esistono i fantasmi, Giuseppe non esiste il diavolo, Giuseppe non esiste. E sì, allora come me lo spieghi queste cose? Quindi diciamo che se non, allora, quello che dico sempre, no, se nella tua vita non hai mai visto nulla, allora tu non credi, perché giustamente non hai visto. Non- quindi è come quello che dice che è ateo, giustamente dice io a Dio non l'ho mai visto e quindi non credo che esista. Ma secondo me starà continuando ancora. Sta facendo le Olimpiadi. Vabbè, secondo me starà ancora. Sta facendo i 3 giorni, dai. E poi ragazzi, si sa quando. E poi ragazzi, dai, siamo tutti quanti grossi e vaccinati. Poi le prime volte è anche normale. Vabbè, per alcuni è normale anche dopo tanti anni. Però diciamo i primi giorni tutto amore, rose, fiori, poi sono tutti spini, mo. Quindi i primi giorni lasciamolo credere. E come dico io, uno per stare bene deve stare eternamente fidanzato. Una macchina da guerra. Eternamente fidanzato. Se fai così stai a posto. Affo, e dai, ah. Esci fuori. Esci fuori, Alfonso. Ah ragazzi, vedete che Francesco non viene, quindi mi sono dimenticato di dirvi. Vi saluta Francesco. Francesco non poteva seguire la live. Anche lui ha una cenetta, quindi vedi? E devo organizzarla pure una cenetta, ragazzi, qua. Qua tutti fanno cenetta. Allora Francesco non viene, ve lo dico, vi ha salutati a tutti. Vi salutava, però chiede scusa, non poteva venire perché ha una cenetta con la moglie. Oggi è il suo compleanno, gli ho fatto tantissimi auguri alla moglie, quindi anche lui stasera cenetta. Quindi ragazzi, oggi sta Alfonso sta portando questo contagio di cenette. Quindi secondo me mo dobbiamo organizzare pure, non mi fa la cenetta pure noi in casa, no? Qua tutti quanti fanno il cenetta, io no.
Buon lavoro Marina, buona serata e buonanotte. Quindi qua tutti quanti stanno facendo cenette romantiche, no, devo fare pure la cenetta romantica. Già tengo la candela, ragazzi, eccola qui, vede? C'ho già la candela, il candelotto. Anche se mi pare una cosa di cimitero, però va bene. Secondo me stanno tutti quanti lottando corpo a corpo. Hanno tutti quanti preso di festa, quindi il nostro amico Francesco sicuramente non viene, quindi già l'ha detto. Pure incoronata, oh, tutti cenette romantiche qua, salute, allora tutti quanti va bene, tutti bene vanno. E qua, domani sera mi fanno una cenetta allora, E qua tutti quanti fanno cenette, cenette, cenette. Domani sera faccio la live, domani... Grazie, domani sera faccio la live, scusatemi, sto facendo la cenetta. Senza, qui, metto solo il telefono qua. Scusate ragazzi, sono impegnato in cenetta. Guarda, questo è bello, però. Tutti quanti, mo stanno via in cenetta, quindi... Se qualcuno poi mi dice, Giuseppe, ma come venne fatta la live? Ragazzi, cenetta, però metto il post. Dico ragazzi, stasera devo fare cenetta. Mi vendo qualche cosa, dice che cos'è il compleanno. Anche se viene il 14 di febbraio, vabbè, ci manca troppo tempo. San Giuseppe ci manca troppo tempo. E no, non può essere. Che festeggia? Questo niente di più. Alfonso non vuole entrare, ragazzi. Alfonso se lo aspettava che stasera l'avremmo attaccato. Affo che hai fatto, affo che hai fatto, affo che hai fatto. Secondo me ha paura di entrare in chat. Ma tutti quanti lo assaltano. Alfonso ci ha fatto 34 minuti e 17 secondi. Non vuole entrare, non vuole entrare, no. Secondo me o sta lavorando diversamente. Affo, da qua non ci muoviamo, esci. Vogliamo sapere l'esito. Non passa manco un... Ma l'uno s'hanno pigliato. Però ringraziando si sta fresco, quindi qualcosa l'abbiamo recuperato a finale. Voglio stasera non vuole entrare stasera. Stasera non ci vuole far curiosare. Cattiva fo. Ti aspettavamo, Alfonso. Se senti questo video quando è terminato, sappi che ti abbiamo aspettato. La signora incoronata, pure Cenetta, la signora incoronata. Tutti in Cenette. Francesco Cenetta, incoronata Cenetta, Alfonso ieri sera. Tutte Cenette qua. Tutti super impegnati. Anche la signora... Sì, sì, grazie, la miglior cosa, eternamente fidanzati, ognuno a casa propria, come dico sempre io. Questo è un mio motto proprio. Come sempre dico io, se si è fidanzati eternamente si sta bene. Quando ti sposi, tutto vuoi.
Ah no, grazie, non lo so. Righe, avvocato, cattiva. Ma, ragazzi, e qua stiamo solo noi, allora ci dobbiamo dare da fare pure noi, allora. Qua tutti quanti cenetta e cenetta. E qua secondo me lo dobbiamo fare anche noi. Quando diranno dove stavi, ah, cenetta pure io. Non vuole uscire, ragazzi. Lorna Alfonso ci ha fatto il bidone stasera. Mi aveva scritto che oggi era il compleanno della moglie, gli ho dato gli auguri e quindi non veniva in chat, vi salutava. Quindi aveva anche lui sta cenetta, quindi mo va di moda la cenetta. Quindi mo tutti quanti con sta cenetta romantica, a lume di candela. Bella tranquilla proprio qua. Però in casa fa caldo, fuori la finestra si sta bene, ma dentro no. Stasera ci hanno tradito tutti i ragazzi, anzi ragazze, perché veramente sta solo Avvocatella e Grazia. Vabbè dai ragazzi, vi saluto. Nessuno vuole entrare qui. Stasera ci hanno fatto il bidone. Per domani sera ci rifaremo, quindi aspettiamo domani. Quindi Alfonso ci ha fatto il bidone. Quindi non è voluto entrare, quindi non c'è nulla da fare. Esce fuori. No, secondo me o starà lavorando forse, ma non credo. Quello se lavora tardi, no. Mette mano sempre 10:30, 1. Sarebbe già dovuto entrare a quest'ora, di solito già se ci stava sarà entrato. E vabbè, forse adesso sta, come diceva Francesco, è innamorato, quindi ha il cuore nello zucchero. Quindi adesso è impegnato, ragazzi. Quindi dice: ma chi me lo fa fare di andare in chat? Sta facendo un altro tipo di chat. Quindi, e beh, adesso che dobbiamo dire? Quindi avrà da fare forse. Ma comunque beccherò, quindi è questione di tempo. Quindi non è che scappa a finale. Quindi prima o poi dovrà dire che è successo ieri, 16 novembre, 16 settembre, 16 novembre, sento a metà ci trovate novembre. No, allora dentro fa camera, fuori si sta bene, almeno qua a Salerno, eh. Pure Francesco mi aveva detto che a Napoli faceva caldo, quindi vedi a Salerno fa freschetto, pioveva, a Napoli sole. Eppure al finale sono 50 km di distanza, non è che stiamo lontani, eh. Eppure qua pioveva, non è che pioveva chissà che, però era scuro e pioveva, lì stava il sole proprio. Un altro mondo, boh. Alfonso oggi non lo sapeva. Ci ha fatto il bidone, ragazzi. E vabbè, dai. Vi saluto. Ci sentiamo domani. Vediamo di beccare a Don Alfonso domani perché non entrerà, quindi è inutile aspettare. Quindi domani sera starà pure Francesco, quindi domani ce la prenderemo pure con Francesco.
Sì, sì, lo so, grazie. Domani mi tradisci con quarto grado. Non ti preoccupare. Poi se qualcosa ti scrivo che ha fatto Alfonso poi. Se lo becchiamo. Ma no, scherzavo, sono usciti stasera perché è il compleanno della moglie e sono andati a fare una cenetta, poi è scappato. Ieri sera scherzavo. Stasera sta anche lui, come dico, come ha detto stesso lui, con il cuore in due zucchero. Quindi anche stasera Francesco sta bello col cuore zuccherino, va? Per non essere... Quindi ragazzi, qua ultimamente non si capisce più nulla. Vabbè. E ragazzi, che vi devo dire? Ci sentiamo rimane. Grazie, domani mi tradisce, vabbè, non fa nulla. Quarto grado, quinto grado, sesto grado, e che non terremoto. Si vergogna? No, secondo me sta lavorando, non si vergogna, no. Ah, guarda, se era per me, io entravo in chat e dicevo, Giuseppe, che hai fatto? Scazzato, ciao, due parole. E terminavo subito senza dire che hai fatto, che non hai fatto, così, colì. Una parola ho detto, non è che ne devi dire due, una. Anzi, due, oggi scassate, due parole. Quindi non è che deve dire che hai fatto. Mi bastano solo due parole. Però, io mamma ho detto, vabbè dai, ti saluto, grazie, ciao avvocatella, ci senti stato, mamma mia. Torniamo a domani, becchiamo Alfonso domani. Buonanotte a tutti. Ciao avvocatella, ciao, grazie, ciao ragazzi. A voi, se senti questo video dopo, te mi aspettate. E ti beccheremo poi.